Dipingo da circa 50 anni. Io sono un palermitano, trasferito poi a Pisa. Ho sempre operato con la mia pittura a livello religioso. Infatti ho avuto l'opportunità e la grande gioia di avere commissionato un'opera a Pisa, dono della città e del clero, su Giovanni Paolo II. Un'opera che è stata grandissima quanto un portone di una villa, diciamo così, grandissima, che poi è andata a finire in Pinacoteca Vaticana e in seguito, sempre con questa grande gioia nel cuore, ho dipinto poi Giovanni Paolo II per il compleanno. Dentro di me è nato sempre il cuore, nell'animo, il sentimento del sociale, e sì che mi sono mosso a dipingere la donna del polmone d'acciaio, e con lei ho curato la rivista Gli Altri e gli facevo la copertina. La mia pittura si è mossa prima sul tema religioso, poi sul sociale e ancora continua sul sociale, poi sulla legalità e ancora continua sul sociale, perché io ho intenzione come artista di creare opere sociali, dei murales, altre in locali, in sedi che mi daranno opportunità di farlo, e il ricavato va al sociale, alle persone. Serve un macchinario per un ospedale, perché no? Io posso collaborare con la mia arte, posso servire da finanziare questo macchinario che è utile per il sociale. Io avevo dipinto Giovanni Paolo II a Pisa, dono della città, commissionato dal vescovo che non c'è più, l'arcivescovo Plotti. Allora io poi mi sono mosso in seguito, dopo circa un anno, ho detto perché no, non devo tentare questa strada di successo e di farmi rivedere dal Papa, il desiderio di incontrarlo. Poteva sembrare una pazzia, perché un artista che si muove da casa, va in Vaticano, a quel tempo in Vaticano si entrava con facilità. Io mi sono presentato in portineria, ho trovato il verso di farmi ricevere. Sono il pittore che l'ha dipinto a Pisa con documenti, perché subito i carabinieri del Vaticano mi hanno fermato, ho detto ma cosa vuole questo? Io invece con calma ho fatto vedere i documenti, perché sennò veniva arrestato, diciamo così. E allora poi finalmente mi hanno chiamato il segretario, che io ho fatto il nome, lui mi ha riconosciuto, mi ha ricevuto nel giro di una mezz'ora proprio nella sala sua interna, sicché sono stato ricevuto dal segretario. E dopo, quando ho portato il quadro in Vaticano di questa tela raffigurante Giovanni Paolo II appoggiato così pensieroso, e il segretario del Papa Giriquesti ha esclamato: caspita che talento antico! E volle da me il segretario il biglietto da visita, che celebrava una messa in mio onore. Ma sarà troppo, gli dissi io confidenzialmente, celebrare una messa in onore. Ho fatto una cosa, però non penso di meritare così tanto. Ho camminato le grandi sale interne del Vaticano fino ad arrivare a una sala interna che era comune, come una casa, un'abitazione, e mi ha ricevuto in questa piccola sala, dove mi ricordo ancora c'era questo orologio antichissimo, e poi aveva dei piccoli bozzetti di Annigoni, che era amante della pittura. Una sensazione, una grande emozione, palpitazione di cuore, perché immaginate che io entro in Vaticano, fermato, e poi finalmente dato il via per entrare in queste sale, cammino mentre salgo questi portoni di bronzo, passo i portoni di bronzo famosi del Vaticano, dove i soldati del Vaticano mi fermano con il saluto così, e scattano quasi che, come io ho la paura che mi fermassero ancora, invece mi fanno passare, perché ormai avevano dato il via libero alla mia figura, già sapevano dove andavo, mi doveva ricevere il segretario, sicché è stato per me una grande emozione, per stare in questi corridoi, vedere questi grandi affreschi. Ho detto mamma mia, sono arrivato anch'io qui. Scusate, perché ora... Io sono stato messo nella cerimonia che doveva ricevere il Papa in arcivescovato, dove era contornata di varie persone
che salutavano il Papa con la mano, fino ad arrivare alla fine di questo corridoio, doveva arrivare a conoscere il pittore che l'aveva dipinto. Sicché questa pala, quando lui si è avvicinato, cominciò, fece con la mano così, dice, dice al vescovo Plotti, manifestò il suo stupore, cosa mi avete fatto, dice, allora il vescovo mi incitò quasi, avvicinati, no? Dice avvicinati, perché io le grandi emozioni non trovai la forza di spostarmi da qui a lì, e perché non lo so, ero emozionato di questo incontro, che per me era tanto che ci lavoravo, perché ho lavorato una tavola gigante di parecchi metri, ci avevo lavorato 6 mesi, figurati un po', sicché non mi immaginavo, cioè, questa cosa si doveva realizzare, però ero preparato con l'animo, però io con questo Papa avevo percepito che aveva qualcosa di carismatico particolare, perché mi strinse la mano, me lo ricordo ancora, perché mi strinse la mano, che sentivo che c'aveva qualcosa di strano anche nello sguardo, addirittura vide che io mi commuovevo come adesso, no? Allora mi volle quasi stringere e incoraggiarmi.